Buongiorno a tutti e bentornati con l'informazione di Telefriuli. Quinto giorno di incendi in Friuli Venezia Giulia, situazione che appare sotto controllo nel Carso italiano, mentre sul versante sloveno preoccupa l'estendersi di altri roghi che hanno costretto nella notte altre evacuazioni di centinaia di residenti. In questo caso sono già 11 gli elicotteri attivi sulla zona, a questi sono aggiunti 3 aerei militari dalla Romania ed è arrivato in mattinata anche un Canadair croato a contribuire a spegnere l'incendio. Canadair che pesca acqua in Adriatico davanti alle coste di Sistiana. Tornando sul fronte nostrano e sotto controllo l'incendio divampato ieri a Savogna, persistono ancora i problemi in Varresia dove resistono focolai e i collegamenti sono ancora interrotti. C'è anche un altro incendio che si è verificato nella mattinata di oggi ed è tutto appunto da verificarsi la situazione a Pontebba sul Monte Cervo, probabilmente causata da un fulmine. Proprio in Varresia, tra poco arriverà il vicegovernatore della regione Riccardo Riccardi per effettuare un sopralluogo e proprio Riccardi dovrebbe essere in collegamento con noi, con il nostro Alberto Comisso per fare il punto complessivo sulla situazione. Vediamo se c'è Alberto Comisso con Riccardi. Dovrebbe esserci questo collegamento, lo ricordiamo per fare anche un po' il punto della situazione su quanto sta accadendo sul fronte italiano. Sappiamo un po' i problemi che ci sono stati in questi giorni, a partire da martedì, sul Carso nella zona della Venezia Giulia, ma anche preoccupa Resia la situazione, il focolaio che si è sviluppato proprio a partire dalla giornata di giovedì. Vediamo allora se è in collegamento Riccardi con il nostro Alberto Comisso. A te Alberto. Buongiorno Davide, siamo proprio nella sede della protezione civile di Palmanova con il vicepresidente della giunta regionale Riccardo Riccardi con delega alla protezione civile. Vicepresidente, innanzitutto grazie per questa possibilità che ci ha concesso. Com'è la situazione sul fronte incendi? Quali versanti in Friuli Venezia Giulia sono ancora aperti e soprattutto quali vi preoccupano di più? Ci sono delle cose minori a Pulfaro e Pontebba. C'è la condizione del Carso che però in questo momento ha una intensificazione delle fiamme però sul territorio sloveno, non nostro, ed è abbastanza sotto controllo nell'area attorno a Doberdo del Lago. Quindi ormai anche le località che abbiamo imparato a conoscere, i Sablici, di Iamiano, di Devetacchi, sono ancora sfollati? Ci sono ancora delle famiglie sfollate, ho sentito il sindaco poco fa, insomma, sta organizzando anche un rientro graduale e il punto più critico oggi è la Varresia. La Varresia che è ancora isolata, io mi auguro che lo sia ancora per qualche ora. Stiamo completando la strada alternativa che abbiamo realizzato sul letto del fiume. Gli incendi persistono, teniamo conto che complessivamente tutto il territorio colpito da questi eventi ha quasi 900 ettari, 110 di questi sono in Varresia e sono quelli che in questo momento sono maggiormente colpiti. Adesso abbiamo il secondo Canadair che sta arrivando, mi hanno dato proprio adesso la segnalazione della centrale operativa. E in più ci sono degli elicotteri sia del Vigili del Fuoco che la Protezione Civile che stanno continuando a lavorare e tutti ci auguriamo che si possa portare alle stesse condizioni del Carso anche quell'importante fenomeno che si sta presentando in quell'area. Siamo nella sede della protezione civile, volontari, vigili del fuoco e anche personale degli incendi, antincendio e boschivo hanno operato H24, poco da dirci. Ecco, come ci si sente, diciamo, da rappresentante delle istituzioni, vedere così tanto lavoro e così tanta passione e soprattutto siamo reduci da una bruttissima notizia, la scomparsa del coordinatore della protezione civile di Prepotto. Beh, diciamo che questa esperienza è segnata dalla morte di Elena.
tra l'altro una donna di carattere, una donna anche per il suo lavoro, perché tutti sappiamo che operava nella Polizia di Stato, una donna precisa, di grande forza, che sia mancata così e sicuramente segnerà questa esperienza, segnerà non solo questa esperienza. Per il resto noi siamo costretti ad andare avanti e d'altronde lei, il suo insegnamento è sicuramente questo. Quando eravamo lì l'altro giorno abbiamo scambiato due parole con suo marito e lui dice lei avrebbe detto di andare avanti, io sono sicuro che lei avrebbe detto di andare avanti, quindi siamo tutti impegnati in questa esperienza che tutti speriamo finisca prima possibile. Ce lo auguriamo davvero tutti, grazie Vicepresidente, ovviamente Davide ti restituisco la linea, per il momento è tutto, ci risentiremo nei prossimi appuntamenti. Grazie ad Alberto Comisso. C'è un aggiornamento per quanto riguarda, l'avete sentito accennare anche dal vicegovernatore della regione Riccardi, sull'incendio boschivo sul Monte Cervo a 1000 metri nel comune di Pontebba. Sul posto ci sono la forestale regionale, locale, la protezione civile e i vigili del fuoco di Tolmezzo, in corso uno spegnimento. Sono stati circa bruciati circa 3000 metri quadri di terreno, quindi un incendio insomma, che potrebbe preoccupare anche quello di Pontebba. Vi diremo tutto nelle prossime edizioni, Andiamo e torniamo anzi a Resia, dove il sindaco Namicelli non sembra avere dubbi. Questo è un incendio doloso, afferma ai nostri microfoni, è un atto dai responsabili e chiede ai suoi cittadini di portare ancora un po' di pazienza. Sentiamolo. La situazione insomma piano piano migliorerà. Ho chiesto molta pazienza e collaborazione ai miei cittadini. In questo momento la strada la facciamo percorrere solo in condizioni di estrema urgenza sanitaria. Il resto, diciamo, lo teniamo tutto a casa, ecco. Volevo anche ringraziare tutti quelli che ci stanno aiutando, i vigili del fuoco, la protezione civile regionale, i volontari delle squadre antincendio. Stiamo ricevendo moltissima solidarietà e quindi questo è molto positivo, molto bello. Ci vorrà ancora qualche tempo. C'è un lavoro importante per la realizzazione della pista sulla Resia e per la messa in sicurezza del pezzo della SP42 dove non ci sono già le barriere paramassi, le stanno mettendo a tempo di record. Ci vuole però un po' di tempo per fare le cose in sicurezza, in modo che nessuno si faccia male, nei soccorritori né le persone che devono ritornare a una normalità. Sono fenomeni purtroppo che non dovrebbero accadere, questo è un incendio doloso ed è da irresponsabili perché poi i danni finali sono questi, al netto di situazioni ben peggiori e purtroppo anche noi esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra solidarietà alla grande famiglia della Protezione Civile regionale per la perdita della volontaria, ma anche alla sua famiglia personale perché questo ci ha colpito molto. Ci sono problemi alle case? In questo momento il problema più evidente per noi è legato agli stavoli di Ruscis. Noi siamo molto legati a queste, chiamiamole secondo case, ma che sono seconde case legate a un'attività agricola vera e propria, no? Non sono chalet di sicuro, insomma. Però i pompieri hanno fatto un ottimo lavoro. E ora andiamo ad ascoltare il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, che stamattina ha emanato una nuova ordinanza in cui consiglia ai soggetti fragili di restare a casa. L'aria infatti resta quasi irrespirabile. Sentiamo. Il livello dei PM10 a Monfalcone è elevato, diciamo che sfiora il valore di 100 quando noi sappiamo bene che dovrebbe attestarsi sotto i 50 come limite massimo. Questa notte e questa mattina era andata molto bene, eravamo a livelli molto adeguati, eravamo sul valore del 35, adesso siamo circa a 85. Ringrazio l'ARPA e ringrazio Asugi per il continuo supporto. Noi questa mattina alle 8 abbiamo fatto il briefing, diciamo che da martedì facciamo ogni giorno, di centro operativo comunale, e abbiamo condiviso la modifica dell'ordinanza che prevede appunto l'obbligo di indossare la mascherina a percezione di odor di bruciato, di fumo eccetera, e tra l'altro
anche magari suggerirei di verificare direttamente sul sito dell'ARPA, che è aggiornato costantemente, se ci sono appunto delle novità, e quindi anche così ci dà la possibilità, la lettura del dato, di essere molto conseguenti rispetto ai comportamenti. Vale la pena anche di dire che per quanto riguarda la viabilità è tutto regolare e noi cerchiamo di dare degli aggiornamenti costanti, anche perché la situazione è fluida. Ora voltiamo pagina, parliamo delle elezioni del 25 settembre, le elezioni anticipate con la caduta del governo Draghi. I seggi elettorali è probabile che possano essere allestiti nelle scuole, però questo non preoccupa più di tanto Teresa Tassan-Viol, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia, che dice: auspico che i seggi vengano costituiti al di fuori dei plessi, ma in questo momento sono più preoccupata per la tenuta del sistema. Sentiamo. Si vota il 25 settembre, la caduta del governo Draghi, con l'impossibilità ormai certa che non venga concesso il bis, sta scuotendo la politica sia nazionale che regionale, ma anche il mondo della scuola. Il 25 settembre gli studenti sarebbero tornati in classe da appena 13 giorni e le elezioni, per fare eventualmente spazio alla composizione dei seggi elettorali, dovrebbero subire già una battuta d'arresto. Un tema che nel caldo torrido di questo fine luglio sta creando qualche mal di pancia tra i dirigenti scolastici, anche se per Teresa Tassan-Viol, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia, in questo momento i problemi sono altri. Più che della sospensione delle elezioni, sostiene, sono preoccupata per la tenuta del sistema e per le responsabilità di questo paese di fronte alla democrazia del popolo. In questo momento non me la sento proprio di cavalcare una polemica dalla quale anzi prendo le distanze. Auspico tuttavia che, come già avvenuto in altre circostanze, prevalga il buon senso e che i seggi elettorali vengano allestiti al di fuori dei plessi scolastici. Si svolgerà domani a Vidulis di Dignano la terza marcia con il cuore sul fiume in ricordo di Nadia Orlando, la giovane uccisa dall'ex il 31 luglio 2017. L'utile ottenuto dalle iscrizioni sarà devoluto a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne. L'appello a partecipare da parte dell'assessore regionale Barbara Zilli. Sentiamola. Domenica si ricorda una cara ragazza, ci sarà una camminata a ridosso del tagliamento. Assessore, ci sarà anche lei? Ci sarò anch'io, non posso assolutamente mancare, credo che sia un momento importante non soltanto per ricordare Nadia, ma come vogliono i suoi genitori e suo fratello Paolo, anche dare un segnale ancora una volta per tutto ciò che succede e sconquassa anche il nostro territorio. Lo sappiamo con quanto è avvenuto a Codroipo recentemente. C'è necessità di continuare a maturare una cultura della sensibilità, della conoscenza e anche dell'aiuto per le persone che sono in difficoltà, e quindi questa camminata simbolica non è soltanto per Nadia, perché siamo sicuri che le persone che parteciperanno vorranno diffondere un messaggio che è un messaggio molto più ampio, e così verrà ricordata davvero la memoria di Nadia. E questa era anche l'ultima notizia. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona giornata a tutti.